siamo davvero sicuri di quello che mangiamo. Lo sapete che con il codice doganale sui cibi, un pomodoro coltivato in Cina può diventare un concentrato italiano? Vi sembra giusto? In pratica io compro un concentrato italiano in un normale supermercato e il pomodoro è coltivato in Cina. Ma è assurdo! Cosa c'è di italiano? Fermiamo il falso cibo italiano. Basta truffe. Qui si gioca con la salute delle persone. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra vi invitano alla raccolta firme per abolire il codice doganale sui cibi. Firma la petizione in tutte le sedi Coldiretti e i mercati di Campagna Amica. Per mangiare genuino, per stare meglio. Elegante dallo stile moderno. Dalle 6 del mattino la tua colazione è dolce o salata e anche senza glutine. Caffè Noir, in centro a Tortolì. Momento aperitivo. I fantastici cocktail sono accompagnati da originali stuzzicherie create apposta per te. E la sera il freddo d'inverno non è più un problema. L'elegante Dior riscaldato farà la tua serata intrigante con le migliori selezioni di gin, rum, vodka, tequila e whisky provenienti da tutto il mondo. Caffè Noir Cocktail Bar, il tuo momento. Via Monsignor Virgilio 10 a Tortolì. Allora, per prima cosa facciamo questo shampoo purificante. Ora andremo a rilassare il capello con una bella maschera rivitalizzante. E per finire, messa in piega, inondiamo di profumo. Ma certo, abbiamo pensato anche a te. Amy Beauty Air presenta la nuova linea dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Shampoo e balsamo per un effetto davvero wow. Acquistali da Amy Beauty Air, via Macomero 1 dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Stai per concludere le scuole medie e non sai quale strada scegliere? Vuoi un titolo di studio che sia una risorsa concreta per il lavoro o l'università? Scegli l'Istituto Professionale IANAS di Tortolì, con i suoi indirizzi: alberghiero, per lavorare nei migliori hotel e resort del mondo; agrario, se ami la natura e l'agricoltura; sociosanitario, per prenderti cura di bambini, giovani e anziani; IPSIA, per chi sogna la meccanica, i motori o la navigazione; e se abiti lontano, il Convitto ti offre vitto e alloggio. Affrettati, le iscrizioni chiudono il 10 febbraio. IANAS, le chiavi del tuo futuro. Chiamalo 0782 62 80 06 o visita ianas.edu.it. Scegli il meglio, scegli IANAS. Buongiorno a tutti e a tutte da Federica Melis, ben trovati al secondo appuntamento della mattina con Stella Dice Che, il nostro notiziario, le news dall'Ogliastra. Partiamo con una buona notizia: le piogge benefiche della scorsa settimana hanno fatto innalzare il livello dell'acqua nell'invaso del Bau Mugeris a Villa Grande, facendo così tirare un sospiro di sollievo e scongiurare, almeno per ora, le temute nuove restrizioni idriche. La diga infatti per molti mesi è rimasta quasi a secco, in stato di regime di allerta rossa, che ora è calata. Nell'invaso sono attualmente invasati oltre 29 milioni di metri cubi d'acqua su una capienza totale di 56 milioni, quindi al 51%. Nelle foto che la nostra regia sta mandando di Angelo Michele noi vediamo il livello dell'acqua che si è fortunatamente innalzato. Molto meglio anche la situazione nella diga di Santa Lucia, sempre nel territorio di Villa Grande, dove la capienza attualmente è di oltre 3 milioni 100 metri cubi, supera così il 100% della capienza. La diga di Santa Lucia è praticamente all'orlo, per questo negli scorsi giorni la Protezione Civile ha attivato le procedure di graduale rilascio a valle dell'acqua sull'invaso sul Rio Sateula. Andiamo avanti ora e passiamo a Baristardo, un bel progetto del comune che ha appena approvato il progetto di educazione alla sostenibilità ambientale per realizzare orti urbani a scopo sociale. La spesa per realizzarli è di 15.000 euro. Baristardo è un paese a vocazione agricola, il fine del progetto è quello di realizzare una piccola infrastruttura con orti su terra e in un'area del cortile della scuola elementare, e un'altra area invece è stata individuata a Planarcia.
a Planargia ed è un'area idonea alla piantumazione di alberi da frutto. L'orto sociale, dicono dall'amministrazione comunale, è inteso come un laboratorio di incontro e confronto di vite ed esperienze diverse che ha il compito di trasformare le fragilità in risorse. In quest'ottica l'orto sociale diviene così uno strumento in grado di offrire opportunità differenziati in cui sperimentare la formazione al lavoro, il graduale reinserimento sociale e lavorativo e anche lo scambio di esperienze di vita. Una volta realizzata l'infrastruttura, in questi spazi saranno utilizzati per sviluppare un vero e proprio progetto di ortoterapia, dove apprendere nuove abilità e competenze sia pratiche che teoriche. Questo rappresenta per l'amministrazione un supporto notevole per favorire i processi di autonomia e aumento graduale del livello di autostima dei beneficiari destinatari del progetto. Le 2 aree di intervento per realizzare gli orti urbani sociali sono state scelte per portare avanti 2 tipologie di pratiche agricole diverse, una all'interno appunto del cortile scolastico della scuola centrale rispetto al paese, dove verranno messi a dimora ortaggi e verdure stagionali, mentre a Planargia, in un'area comunale, saranno piantati invece degli alberi da frutto. Andiamo avanti, passiamo ora all'Ozzorai. È stato approvato il bando per i contributi a fondo perduto per l'acquisto e la ristrutturazione della prima casa nel comune di Lozzorai. Questo avviene nell'ambito delle disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento. C'è tempo per presentare domanda fino al 6 marzo 2025. Chi può fare domanda? Chi appunto intende acquistare o ristrutturare la prima casa all'Ozzorai, oppure chi lo ha già fatto dal 1 gennaio 2022 in poi. Sul sito istituzionale del comune di Lozzorai il bando completo con tutti i dettagli per questa importante opportunità, per questi contributi a fondo perduto, con i moduli per la domanda, la schema di convenzione, insomma tutti i dettagli. Andiamo avanti, via al programma Voucher Stage del progetto Rete, un'iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento per le Politiche Giovanili. Il progetto rappresenta un'occasione di crescita per i giovani, i ragazzi e le ragazze che desiderano intraprendere un percorso formativo e professionale in Italia o all'estero. Il programma prevede 1000 stage retribuiti in 714 aziende con una durata di 6 mesi e un'indennità di partecipazione di 10.000 euro lordi. Possono accedere al programma i giovani tra i 18 e i 30 anni che vivono in Italia e che abbiano conseguito un titolo di studio idoneo e compatibile con il profilo richiesto per la posizione di stage. Tutti i dettagli sul sito ufficiale del progetto Rete Giovani 2030.it. Questi bandi sono stati questo programma è stato pubblicato anche sul sito istituzionale del comune di Tortolì e del comune di Urzulei per permettere appunto ai giovani o gli astrini insomma di poter conoscere di questa importante iniziativa di formazione e lavoro retribuito. Chiudiamo con un evento al Teatro San Francesco di Tortolì. Il concerto narrativo Passavamo sulla terra leggeri di Sergio Azzeni si terrà il 21 febbraio alle 19. Si tratta di un concerto narrativo emozionante con musiche e testi scelti da Andrea Congia per la rassegna Tra parola e musica. L'evento è realizzato in collaborazione con l'associazione culturale Simul e con il patrocinio del comune di Tortolì. L'ingresso è libero e la prenotazione è consigliata. Per oggi è tutto con il nostro notiziario. Vi ricordo l'appuntamento di stasera 20:30, c'è Nero su Bianco con Giusy Ferreri. Grazie per averci seguito, grazie alla regia di Roberta Loi. Noi torniamo domani mattina con la nostra rassegna stampa.